Nel 2022 in Veneto si è contata una media di 36 incidenti stradali al giorno con lesioni a persone. 321 hanno perso la vita e più di altre 17.000 sono rimaste ferite, a volte in un modo talmente grave da cambiare per sempre la loro vita e quella dei loro familiari. Sono queste le testimonianze più toccanti de Il giorno dopo, video di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale realizzato dall'ULS 4 in collaborazione con la Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, presentato al Centro Culturale Leonardo da Vinci di San Donà di Piave. Ho visto il grande coraggio delle famiglie che si sono riunite e che hanno portato questa testimonianza. Questa testimonianza è una cura nei confronti degli altri. Ecco, da questa attenzione, da questa capacità di generosità dobbiamo anche prendere un esempio. Questo video intanto è di proprietà della comunità, quindi in primis viene utilizzato dai sindaci, quindi dalla conferenza dei sindaci, poi viene utilizzato dagli ambiti scolastici, dagli enti del terzo settore, dalle autoscuole, da tutti quei protagonisti che a vario titolo entrano in una dinamica della prevenzione. Nel territorio dell'ULS 4 nel 2022 gli incidenti sono stati 797 con 19 decessi e 1100 feriti. Gli incidenti non ci lasciano insensibili e la voce delle famiglie, delle associazioni, dei familiari che hanno perso ragazzi e giovani ci hanno in qualche modo sollecitato noi, così come i sindaci, a fare una progettualità di questo tipo. A parte la guida in stato di ebbrezza, gli incidenti stradali hanno quasi sempre la stessa causa. Oltre alla velocità e alle mancate precedenze, spesso c'è la distrazione. Una distrazione evitabile, magari di appena istanti, ma sufficienti a creare una tragedia per se stessi o per gli altri. In Sala San Donà c'è anche Valentina Meneghetti tra i protagonisti del video assieme al figlio Pietro, che soffre delle conseguenze di un incidente subito 2 anni fa. Purtroppo c'è un problema sociale importante e soprattutto per quanto riguarda la disabilità acquisita c'è un grande vuoto, ecco, sia intorno alle persone che la vivono, sia ai familiari, e se è possibile parlarne. Si sente sola? Sì. Quando ti succedono queste cose qua, la solitudine è una cosa molto presente.